Prima era il 2015, dopo il 2016 e alla fine non sarà neppure l'estate 2017. Doccia fredda per il Mose, frenato nel suo iter da Roma dal supercommissario anticorruzione Raffaele Cantone. Slitta l'opera, ma non solo. In modo deciso Cantone ribadisce che sarà una gara europea ad assegnare i lavori di manutenzione. Insomma, basta gestore unico. Quale potrebbe essere il motivo reale non è dato per ora sapere. Bocche cucite il Consorzio Venezia Nuova. All'arsenale assenti i due commissari. Tecnicamente il calendario dei lavori prosegue, i problemi potrebbero essere di finanziamenti. Uno stop inevitabile, il commento dell'ex assessore comunale all'ambiente Gianfranco Bettin. Significa che vuol cambiare davvero registro Cantone e spero anche il governo da questo punto di vista, per cui da oggi alla fine dei lavori si potrebbe approfittare del tempo per sottoporre a verifica quanto è stato fatto. Gli fanno eco molti veneziani. 20 anni. Lasciamo perdere, bisogneria finirla se vogliamo che non venga l'acqua, però non savaria, non so. Uno scandalo, come sempre, e che non sia anche una mossa politica per prendere tempo. Ascolti, ma secondo lei era un'opera necessaria per Venezia? Secondo me no, era solo un'opera necessaria per spartirsi un po' di tangenti. Un'opera costata 2,4 miliardi di euro più del dovuto il Mose, contro un simile sistema da Forza Italia la proposta di una legge che obblighi la giunta regionale a costituirsi parte civile nei casi di corruzione, anche contro chi patteggia. Nello scandalo Mose, anche contro Giancarlo Galan e Renato Chisso, ad esempio. L'obiettivo è quello di dare la risposta alle molteplici persone che si chiedono come mai chi ha patteggiato, ad esempio sul caso Mose, deve restituire una somma irrisoria rispetto al monte delle tangenti che si è pagato. E a margine del lancio della sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali, il candidato presidente Alessandra Moretti commenta. E soprattutto uno scandalo che ha sporcato la credibilità della classe politica. Io credo che le prime vittime del Mose siano i veneti e credo che ai veneti vada restituito quello che è stato tolto.